anno di Confini Common Con per parlare di strategia, politica, geopolitica, umanità, carri armati, missili contraerei, caccia da quello che volete, cacciate soprattutto la verità perché è quella che interessa a noi. E siamo qua come sempre con la compagnia e l'indispensabile contributo del nostro grande Stefano Orsi che qui salutiamo. Stefano, buongiorno. Grazie Gabriele. Ci scusiamo per avere intervenuti in mezzo a un cambio turno che ti ha comportato un certo stress fisico e che per fortuna hai recuperato con un buon sonno ristoratore. Non ci vuole raccontare Stefano i sogni che ha fatto perché evidentemente avesse degli incubi spaventosi. Ha scelto Zelensky che diceva non smetti di parlare male di me o mi spoglio. Allora no, preferisco svegliarmi. Stefano si è svegliato e quindi meno male perché l'incubo poteva avere delle conseguenze peggiori, per fortuna. Benissimo. Quindi evitiamo di sognare Zelensky, che è meglio, Allora, caro, parlavamo proprio di Zelensky nella nostra chiacchierata fuori onda prima di iniziare a parlare con voi e parlavamo, facciamo delle considerazioni tra il serio e il faceto affermando che il caro Zelensky i carri armati li vedrà, sì, ma in scala della serie ti compri i modellini e te li monti, caro mio amico Zelensky, perché tu i carri armati mi sa che li vedi col cannocchiale. Ma diciamo... Sì. Ti interrompo un attimo. La vicenda dei carri armati, l'annosa vicenda o pantomima dei carri armati è un tentativo tedesco di non far arrivare le loro armi sui teatri di guerra in Russia, perché sono legati a un passato che tutti conosciamo, i Panzer su territorio sovietico. Non ci danno un'immagine sicuramente positiva di questo conflitto e non ci danno un'immagine che la Germania accetta, e quindi la Germania rifiuta questo tipo di imposizione da parte di altri paesi che evidentemente vogliono a tutti i costi che siano proprio i tedeschi essere presenti e coinvolti nel conflitto. Loro rifiutano invece questa lettura dei fatti. Non vogliono l'immagine dei loro Panzer su territorio ex sovietico. I polacchi potrebbero comunque decidere di consegnarli. È vero che c'è contrattualmente l'obbligo di avere l'autorizzazione a inviare le armi con l'approvazione del paese costruttore, ma nel mondo in cui stiamo vivendo i contratti, le leggi e il rispetto dei principi è una cosa ormai obsoleta, perché l'Occidente li rifiuta e li rigetta, e quindi potremmo benissimo vedere i Leopard 2 e Mark IV consegnati dalla Polonia all'Ucraina anche in assenza di autorizzazione da parte di Berlino. D'altronde vi posso assicurare che gli equipaggi ucraini si stanno già addestrando sui carri tedeschi in Polonia, e quindi per la primavera vi posso garantire che consegneranno, sia che piaccia a Berlino sia che non piaccia loro. Il problema è che la Polonia potrebbe già consegnare oltre 200 carri armati all'Ucraina, il PT-91 ne ha 234 e non lo sta ancora facendo. Perché? Non lo sappiamo. Di sicuro loro vogliono consegnare anche i Leopard. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Per ora la Germania sembra resistere, nonostante le pressioni dei media corrotti, nonostante gli attacchi alla ministra della difesa che si opponeva alla consegna dei carri, sostituita con un altro ministro paradossalmente più vicino alla NATO, che però si è rifiutato anche lui di consegnare i carri. Questo perché? Perché la società tedesca, leggi industriali, società civile, eccetera, rifiuta il coinvolgimento nel conflitto diretto da parte della Germania, ed è evidentemente questo a cui puntano invece i vertici americani. Chiaro, hai fatto un'ottima, hai fatto bene interrompere perché ci hai dato dei dettagli indispensabili sulla vicenda. Effettivamente è così.
Quindi per evitare di incappare in incresciosi ricorsi storici in cui la Germania figura, tanto per cambiare, come diciamo così, una nazione che tenta di sdebordare i propri confini, facendo rievocare appunto dei scenari foschi del passato, sta saggiamente, anche dal punto di vista della società civile, cercando di frenare su questa assurda corsa di armamenti che si sta verificando nell'ambito del contesto del conflitto ucraino. Quindi va bene così, che la Germania sta dimostrando del sale in zucca che altri paesi NATO, tipo il nostro per esempio, fingono di non avere, anche se non vorrei dire non stanno avendo, fingono di non avere, perché poi ci sarebbe anche la questione delle batterie antiaeree, però ne parleremo adesso che ti lascio la parola. Sì. Perché è giusto così, puoi dare insomma, un'analisi più articolata e completa senza ritagli. Quindi adesso ti lascio la parola, poi magari intervengo con qualche battuta sulla questione dei missili antiaerei, perché se in effetti queste batterie antiaeree, poi lo vedremo, stanno funzionando o meno, mi sembra tanto di capire che i russi la stanno facendo sotto il NASAMS degli ucraini più o meno, se vogliamo lasciarci andare a qualche battuta di facile umorismo. Ma comunque, andiamo a incominciare, ti lascio la parola, Stefano, prego. Allora, noi stiamo vivendo un momento particolare della nostra storia, un momento molto particolare e anche in qualche modo privilegiato. Leggevo appunto prima un pensiero di un amico di Savona in cui diceva che noi siamo talmente privilegiati da avere la possibilità di assistere al crollo della nostra civiltà, e cioè un momento in cui di passaggio, di rottura storica che pochi al mondo hanno avuto la possibilità di vedere e a cui assistere. Lo studiamo in genere sui libri di storia, la caduta dell'impero romano, la caduta dell'impero romano, Sacro Romano Impero, la caduta di Costantinopoli, questi momenti di storici, di impressionante rottura, la calata dei barbari, per modo di dire. E noi stiamo vivendo tutto questo nello stesso decennio, negli stessi anni in cui siamo vivi e presenti sulla Terra. E tutto insieme, tra l'altro, anche la scoperta dell'America, volendo metterci pure il continente americano, come un momento di grande rottura e crollo, perché le civiltà che erano lì presenti l'hanno vissuto come il crollo della loro civiltà e non l'emergere di una nuova. Che cos'è questo crollo? Noi stiamo vivendo il crollo di quello che è l'Occidente come potenza unica nel mondo, in particolar modo gli Stati Uniti, che hanno imposto per molti anni il loro dominio sull'intero globo, praticamente dalla caduta dell'Unione Sovietica, quindi nel 91, fino ai giorni d'oggi. Al momento quello che si sente dire nelle ipotesi migliori, si può avere una nuova chiusura su se stessa dell'Occidente, quindi un asse, del caso di chiamarlo così, Euro-Atlantico / Pacifico, che abbracci una certa quantità di paesi, praticamente tutti dell'emisfero nord del pianeta Terra, e li colleghi tra loro e tutto il resto del mondo sia a parte di questi. Questo è un momento quindi unico nella storia moderna e noi lo stiamo vivendo attraverso gli episodi legati a un conflitto nato e voluto già dal 2014 e che ha avuto un'escalation improvvisa. Scusa un attimo che chiudo un attimo la porta. Prego, mancherebbe. Questioni ambientali, non c'è problema. Nel frattempo, che chiede la porta, insomma, continuiamo a sentire in maniera molto attenta le sue analisi. No, non c'è problema. La porta e venivano su i rumori che di là si stanno facendo i capelli, tutto. Giustamente, è una porta sul ragazze stirano i capelli per togliere il crespo. Una porta sul mondo, è anche una porta sulla vita. Sentivo sto phon che arrivava. Allora, è il petto dell'Est, prego. Sì, esatto. Facciamo l'umorismo facile qua, fini come con. Prego. Noi lo stiamo vivendo attraverso le vicende legate a un conflitto che ha avuto la sua escalation ormai quasi un anno fa, il 24 di febbraio, nato questo conflitto
sempre nel mese di febbraio, con il golpe di piazza Maidan a Kiev, che è stato un golpe praticamente che si è sviluppato solo in quella città e in poche altre nell'estremo occidente del paese, mentre tutto il resto del paese guardava incredulo e attonito ciò che accadeva sotto i loro occhi. Quando hanno purtroppo reagito era troppo tardi, perché ormai il regime si era instaurato e il paese aveva perso la sua sovranità, divenendo un governo di fatto asservito agli interessi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, e credevano dell'Unione Europea, in realtà solo degli Stati Uniti. Quello che accade adesso è che l'Occidente ha voluto scatenare un'escalation del conflitto, facendo scendere in campo, obbligando di fatto a scendere in campo la Russia a prendere le armi per difendere le popolazioni del Donbass. Difatti era ormai sicura una prossima invasione delle regioni autonomiste, indipendentiste dell'Ucraina, che erano divenute le repubbliche di Donetsk e di Lugansk, e di fatto, infatti nel febbraio dell'anno scorso, quindi 2 anni fa, in questi giorni, fine gennaio, inizio febbraio, iniziava il movimento dell'esercito ucraino, convogli e convogli di mezzi che si spostavano da tutto il paese a formare un blocco di invasione nella parte est del paese. Questo movimento ha provocato la analoga risposta nel mese di marzo da parte russa. I nostri media hanno trattato solo la seconda parte, cioè la risposta, quasi fosse un movimento motu proprio della Russia che si apprestasse a invadere il paese, mentre invece era una risposta a una minaccia ritenuta reale e concreta da parte ucraina dell'attacco nelle regioni che erano di fatto protette da Mosca, con i trattati di Minsk del tutto inapplicati da Kiev e con l'esercito schierato pronto ad attaccare nuovamente e invadere queste regioni. Allora ci troviamo quindi in una situazione in cui al momento l'Occidente ha voluto un conflitto perché si basava su un calcolo, su una scommessa. Questa scommessa era: noi abbiamo armato l'Ucraina fino ai denti, le abbiamo dato il meglio dei dispositivi per creare danni e causare enormi perdite alla Russia. Quando si scorneranno sui fronti di questo conflitto, subiranno perdite enormi, esauriranno le loro risorse, le loro scorte di mezzi e dovranno poi arrendersi. Tenete presente che riuscirono, attraverso un sofisticato meccanismo di spionaggio, a fornire informazioni a Mosca, nella mia ricostruzione, che li spinsero a ritenere possibile un sovvertimento del regime ucraino grazie ad alcuni militari infedeli a Kiev che avrebbero potuto scalzare il presidente Zelensky e instaurare un regime più moderato, più incentrato sugli interessi dell'Ucraina e volto a impedire il conflitto, quindi a trattare con Mosca una posizione neutrale dell'Ucraina e lontana dalla UE e dalla NATO. Questa era tutta un'operazione invece dei servizi probabilmente inglesi, che causarono un tentativo da parte di Mosca di chiudere il conflitto in tempi brevi. Questa operazione si è concretizzata nell'invasione anomala, nell'occupazione dei territori intorno a Kiev nel nord del paese, che non avevano un vero senso militare in quanto portati avanti con pochi uomini, circa 20-30.000, del tutto insufficiente, del tutto inadeguato a mantenere il controllo del territorio. Di fatto serviva come pressione, copertura per i golpisti presunti
per sovvertire il governo nel paese. Non c'è stata mai una tentata invasione di Kiev, né mai è stata tentata da parte russa. Una volta appurato che questo tentativo era, diciamo, inattuabile, oltretutto gli ucraini uccisero tra l'altro il capo della loro delegazione, ritenendolo un infiltrato, comunque un doppiogiochista, una persona che era incline al dialogo e alla trattativa con i russi per salvaguardare il paese. Lo hanno ucciso e lo hanno ammesso in questi giorni proprio la stampa anche americana, l'omicidio di questo ucraino delegato diplomatico che era inviato come capo della delegazione della trattativa in Bielorussia con Mosca, cosa che era stata diffusa questa notizia da Mosca ai tempi, ma mai trattata dai nostri media fino adesso. Ma ancora adesso, nonostante abbiano dato la notizia, questo non viene riportato dai nostri media in Europa. Ecco. La situazione anomala della nostra informazione è tutta qui, cioè corrotta e del tutto inadeguata a fornire un'informazione corretta ai cittadini. Noi abbiamo visto quindi un calcolo da parte occidentale che era basato su una presunzione errata, cioè i russi hanno determinati stock di armamenti e noi in pochi mesi riusciremo a esaurirli in modo da costringerli alla resa o al ritiro, perché loro in realtà pensano a una guerra veloce. Questo era tutto un pensiero occidentale che è stato proiettato anche attraverso i nostri media sulle intenzioni dei russi, che non erano assolutamente quelle. Loro videro un'opportunità di tentare una chiusura veloce del conflitto e lo tentarono, ma a sud hanno proseguito con i piani originali, cioè una conquista graduale che portasse a un logorio e a un esaurimento nel lungo periodo, o nel medio periodo meglio, perché nel lungo siamo tutti morti, quindi nel breve o medio periodo dell'Ucraina e forse anche di tutto l'Occidente. Questo piano è proceduto attraverso la creazione di una linea di fronte che usurasse i nemici, e cioè creasse quelle condizioni in cui l'Ucraina deve continuamente immettere truppe e mezzi per mantenere il fronte e la Russia non fa altro che consumarli e distruggerli, basandosi sul presupposto che loro hanno più scorte di noi. I nostri media di mese in mese ci dicono: i russi hanno finito i missili, i russi hanno finito i carri armati, i russi sono senza benzina, i russi sono senza munizioni, e tutte le volte queste notizie vengono smentite dai fatti. Arrivano nuove ondate di missili, arrivano nuove armi, arrivano nuovi carri armati, arrivano munizioni regolarmente e puntualmente in quantità enormi ai cannoni che sembrano infiniti ex sovietici, e questi continuano a riversare fuoco e morte sulle linee ucraine. Questa verità è emersa ed emerge a rate sugli organi di informazione occidentali. La von der Leyen non più tardi di 2 mesi e mezzo fa ci rivelava che i morti ucraini erano più di 100.000, i morti, poi ci sono i feriti, i mutilati, tutti quelli inabili al combattimento, che sono almeno 3 volte tanto, e quindi ci prospetta una strage di soldati e di truppe ucraine che i nostri media fino a ieri e ancora oggi negano. Il problema è che dopo 2 mesi e mezzo le morti ucraine sono addirittura aumentate, adesso le stime arrivano a toccare le 150.000 morti tra le fila dell'esercito ucraino, e non osiamo immaginare quanto siano i feriti gravi e i mutilati. E queste sono cifre reali, basate sul calcolo dei mesi di combattimento per avere più di 100.000 vittime, e arrivando ad oggi, essendo aumentate, toccano le 150.000. Quindi la nostra previsione ottimistica di 200-500 morti al giorno sembra addirittura da ritoccare al rialzo, quindi tra le 300-350
e le 500-600 al giorno, a seconda che ci siano più o meno fasi offensive. La storia di Bakhmut. Bakhmut, detta Bakhmut, perché il nome reale, quello che c'è sempre stato, era Artyomovsk. Artyomovsk è un fronte, una città alla quale 5 mesi fa arrivarono le forze russe dopo un'avanzata che aveva sfondato il fronte a Popasna. Su questo fronte si sono create delle linee di resistenza molto forti, molto organizzate da parte ucraina, e quello che viene chiamato da parte russa il Tritakarne, e cioè un dispositivo di artiglieria enorme che riversa fuoco sulle linee difensive ucraine, causando la morte dei soldati lì piazzati in difesa, senza neanche bisogno di combattere. Questo Tritakarne sta mietendo vittime in continuo. L'altro giorno ho avuto modo, tramite alcuni siti, alcune mappe, di arrivare al conteggio delle unità, i battaglioni sulla carta presenti nella zona di Artyomovsk, tra Soledar, Mesele a nord e Artyomovsk e Kleshchiivka a sud, e sono 43 battaglioni, che è un numero spropositato di unità. Per un fronte così ristretto, immaginare 40.000 soldati almeno in questo fronte è inimmaginabile. E infatti non è così, perché non è che sono arrivati tutti a tempo, sono arrivati alla chetichella un po' di battaglioni. Ogni settimana io leggevo rinforzi ucraini in questo settore, rinforzi ucraini a nord di Artyomovsk, di Bakhmut, rinforzi ucraini nel settore sud, ed erano tutti 1.500-1.000 soldati che arrivavano di volta in volta a rinforzare i fronti per tenere metro su metro e bloccare l'avanzata dei russi, e ogni tanto tentare un contrattacco che però si esauriva nel giro di poco perché avevano mezzi inadeguati. Fatto sta che c'è stata una decimazione di questi battaglioni e oggi sono sul fronte circa 10-12.000 soldati in tutto, e gli altri sono morti o feriti gravemente. Quindi le vittime di questi battaglioni sono tantissime. Recentemente sono aumentate e di molto, perché sono diminuiti i mezzi a disposizione degli ucraini, quindi oppongono solamente il corpo delle truppe per fermare i russi e rallentarli. Cercano in continuazione di inviare rinforzi alle unità che cedono, e questo causa loro molte più morti. Recentemente il New York Times e il Washington Post, mi sembra di aver letto, o era il Washington Times, hanno stabilito all'incirca in più di 100 morti al giorno le vittime del settore solamente di Artyomovsk, cioè non hanno detto più di 100, hanno detto morti vittime a 3 cifre. Vuol dire che possono essere 100, possono essere 150 o 200 al giorno solo in quel fronte, e sono tantissime. Questo sta mettendo a rischio la tenuta stessa delle linee ucraine. A tal proposito, alcuni di questi quotidiani autorevoli americani sono arrivati a consigliare, cioè questo il France Press anche, citando un alto funzionario americano, anche Reuters ha citato questa notizia, che le autorità militari americane stanno consigliando fortemente all'Ucraina il ritiro da tutto il fronte di Artyomovsk, perché le vittime che stanno subendo, le perdite che stanno subendo in uomini e mezzi, stanno addirittura ostacolando i preparativi per l'attesa offensiva di primavera, quella per cui hanno discusso proprio in questi giorni le forniture militari, ovvero la terza ricostruzione dell'esercito ucraino, distrutto una prima volta tra febbraio e fine aprile, ricostruito tra maggio e giugno una prima volta, ridistrutto nuovamente tra luglio e agosto, è stato ricostruito con le forniture una seconda volta per avere le offensive
di agosto-settembre, che si sono concluse di fatto in un disastro di perdite per gli ucraini. Hanno perso quasi tutti i mezzi che avevano a disposizione per guadagni limitati. Perché i russi hanno preferito ritirarsi dai territori a rischio piuttosto che ingaggiarli in una battaglia simile a quella di Artyomovsk, che avrebbe comportato perdite da parte russa elevate. Quindi si sono ritirati mantenendo intatte le strutture di mezzi di logistica e soprattutto le truppe che avevano ritirato senza perdite da quei territori. Allo stesso tempo però nei 2 mesi di offensiva su Kherson le truppe ucraine, che è un terreno aperto, avevano subito ad esempio tantissime perdite, ben più di 10.000 da alcune stime. Su Kharkov invece avevano subito meno perdite, però comunque elevate, perché è vero che i russi avevano ritirato tutte le truppe nell'entroterra, si erano già posizionati su nuove linee, quelle che ci sono oggi, di difesa, ma loro comunque avanzando avevano subito diverse perdite. Ora invece vedono che sono gli americani stessi a chiedere il ritiro verso la linea Sloviansk, Kramatorsk, Kostantinovka, perché questa linea è molto ben preparata a ricevere, diciamo, a cercare di difendere in tutti i modi le difese, cioè l'attacco russo, e quindi creare una linea di resistenza più ampia e causare magari anche un gioco inverso, le perdite ai russi. Vediamo, io non credo che sia così, però certo per loro è uno shock aver perso così tante truppe per difendere un territorio e ora essere costretti ad abbandonarlo. Tra virgolette, i russi non hanno assolutamente subito il numero di perdite che hanno subito gli ucraini sul fronte di Artyomovsk, perché hanno seguito una strategia completamente diversa, e cioè alle truppe di terra posizionate per difendere il metro, diciamo, di territorio, i russi hanno opposto invece il fuoco dell'artiglieria, che ha saturato quel metro dove c'erano gli ucraini con il fuoco dei cannoni. Questa strategia comporta poche vittime per chi attacca, chiaramente, e enormi perdite per chi deve difendere in quelle condizioni il territorio. Benissimo, quindi noi ci troviamo ora in una situazione in cui il vertice di Ramstein, cioè i ministri della difesa dei vari paesi, si sono riuniti e hanno deciso che cosa inviare alle truppe al fronte. Quindi abbiamo visto che hanno deciso l'invio di sistemi NASAMS aria-superficie, quindi, cioè superficie-aria per le difese aeree, diversi sistemi di difesa aerea che si chiamano 8 Avengers, 59 Bradley di mezzi di fanteria, 90 Striker per parte americana, 53 MRAP, 350 Humvee, 20.000 proiettili d'artiglieria, 600 missili guidati di tipo, non mi ricordo mai come si chiama, Brimstone, poi 600 proiettili guidati di artiglieria ad alta precisione da 155 mm, 95.000 proiettili d'artiglieria da 105, l'obice campale dei Marines per capirci, che ha una corta gittata, 11.800 proiettili da 120 mm, poi ci sono diversi mezzi, dunque veicoli tattici dotati di TOW, quindi recuperano anche i residui TOW che non hanno dato ai terroristi in Siria,
razzi anticarro 2000, altri ulteriori 2000, ne hanno già dati più di 40.000 mezzi anticarro, missili anticarro ne danno altrettanti, 3 milioni di proiettili per munizioni di piccolo calibro, fucili d'assalto e via dicendo, e questo solo per quanto riguarda gli americani. Poi ci sono varie forniture, tra le quali 200 mezzi canadesi blindati, poi vari altri sistemi d'arma, i CV-90 svedesi, un tot di Marder tedeschi, ma pochi, non tanti, sembra una ventina in tutto. Sembra anche altri sistemi di blindati da parte inglese, circa altri 200, e quindi siamo intorno ai 500-600 mezzi blindati. I carri armati sono un punto interrogativo, perché appunto non c'è stato l'ok per la consegna dei mezzi tedeschi, di cui tra l'altro sono armati in molti paesi europei. Il gioco degli americani sembra essere quello di spolpare e impoverire del tutto le capacità difensive in termini militari europee, per poi partire con una fornitura in blocco di armamenti americani che chiaramente sostituiranno gli armamenti europei. Perché? Perché loro li hanno disponibili nelle riserve, hanno migliaia di carri armati, gli Abrams della guerra del Golfo 1 e 2, quindi riempiranno semplicemente i nostri magazzini spogliati della capacità difensiva, perché avremo fornito nel frattempo i nostri carri armati generosamente all'Ucraina, in modo che possano immolarsi altre decine di migliaia di soldati e morire per conto nostro, ecco. E poi naturalmente chiuderanno con una saracinesca la nuova cortina di ferro, minacciando chiaramente in caso di proseguimento dei conflitti l'uso dell'arma nucleare, oppure getteranno il tutto per tutto sul campo di battaglia, coinvolgendosi in un conflitto diretto con la Russia. Questo basandosi su un calcolo folle, l'ennesima scommessa. Non si sono accontentati della prima fallita che diceva i russi esauriranno i loro armamenti sicuramente prima di noi. Adesso ci troviamo invece a raschiare il fondo del barile delle nostre riserve, perché la prima e la seconda fornitura ricostruzione dell'esercito ucraino si sono basati principalmente sulla fornire dei mezzi ex sovietici, cioè abbiamo preso tutto quello che c'era di ex BMP, cannoni T-72, T-55, T-62, abbiamo mandato di tutto quello che c'era a disposizione ex sovietico, tranne un tot di carri armati ancora disponibili alla Polonia, e sono stati mandati direttamente al fronte. Sono stati quindi distrutti anche questi, e adesso dobbiamo mandare i nostri di armamenti, raschiando quindi i fondi del barile di quello che abbiamo a disposizione. Abbiamo fornito nella seconda ricostruzione centinaia di cannoni in calibro 155, li abbiamo dovuti sostenere inviando anche semoventi di artiglieria sempre in calibro 155, quindi dovevamo mandare centinaia di migliaia di proiettili in questi calibri. Stiamo esaurendo le nostre scorte. Gli Stati Uniti stanno raccogliendo nei magazzini fuori dal loro paese, in Corea del Sud e anche in Israele, centinaia di migliaia di colpi che hanno stoccato per le situazioni di emergenza, quindi in caso di attacco della Corea del Nord o in caso di attacco nuovamente contro Israele da parte di paesi arabi. Tra l'altro gli israeliani si sono arrabbiati non poco per questa situazione, per questo sgarbo fatto dall'amministrazione americana, che però raccoglie tutto quello che ha a disposizione per fornirlo all'Ucraina. Il ratio di fuoco settimanale degli ucraini è superiore alla produzione mensile di tutti i paesi NATO dell'Europa e degli Stati Uniti messi insieme. Questa è la crisi e il problema enorme che ha al momento l'Occidente, cioè la capacità produttiva del tutto inadeguata per una guerra ad elevatissima intensità come questa. Dall'altra parte
la Russia riesce a esprimere un volume di fuoco 3 volte superiore o 4 volte superiore, ma ancora non accenna ad entrare in difficoltà. E questo per l'Occidente è uno shock, perché non riescono a capacitarsi di aver sbagliato così tanto e così enormemente i calcoli della capacità di resistenza e di stoccaggio di armi da parte della Russia, e quindi adesso ci troviamo in enormi difficoltà, e questa difficoltà si avverte per l'aumento dei toni dei proclami dell'Occidente. Più sentite urlare proclami di vittoria, di sostegno infinito all'Ucraina, più dovete prepararvi all'idea che saremo costretti ad abbandonare l'Ucraina al suo destino e proclamare la nostra sconfitta. Questo perché non abbiamo o stiamo avvicinandoci al punto in cui non avremo la capacità di sostenerla nel conflitto. Perché se anche questa terza ricostruzione dell'esercito, ricordatevi che queste forniture di armi superano di gran lunga le dotazioni di qualunque in mezzi e armi, le dotazioni di qualunque esercito dell'Occidente, Turchia a parte e Stati Uniti a parte, perché l'Ucraina nella terza ricostruzione avrà nuovamente a disposizione più carri armati di qualunque paese della nostra Europa. E nonostante ciò faranno probabilmente la stessa fine dei precedenti, perché non si vede che cosa sia cambiato. Hanno fornito gli HIMARS, hanno fornito i Brimstone, hanno fornito gli Starstreak, hanno fornito i Javelin, hanno fornito gli Enlow, hanno fornito qualunque sistema d'attacco, hanno dato più di 500 carri armati in questi mesi tra la prima e la seconda ricostruzione e non sono stati sufficienti, hanno dato centinaia e centinaia di blindati e non sono stati sufficienti, più di 1000 mezzi ruotati e non sono stati sufficienti. Ci sono i mercenari, ci sono gli addestramenti degli addestratori occidentali, i piani di guerra sono fatti dagli occidentali, hanno accesso a tutte le informazioni satellitari e quindi l'informazione, l'intelligence e la pianificazione da parte della NATO, e tutto questo non è sufficiente a fermare e a sconfiggere la Russia. Che cosa cambierà nella terza ricostruzione dell'esercito lo sanno solo loro. Pensano che cambierà la qualità degli armamenti occidentali che stanno fornendo? Non lo so, li vedremo alla prova. Per ora io so che quando li ho visti alla prova sullo scenario siriano, quindi usati i Leopard 2, usati dai turchi, gli M60 americani, che erano la dotazione principale dell'esercito americano prima dell'Abrams, li ho visti usati sul fronte siriano, andare in fiamme come niente con i colpi degli anticarro sovietici, quindi dei missili obsoleti però ancora usati dai curdi oppure dagli stessi ISIS. Ho visto in fiamme i Leopard 2 distrutti dove sono stati usati sul teatro operativo. Eppure ne parlano come se fossero dei game changer e in realtà si ridurranno a ben poca cosa. La Gran Bretagna fornirà 14, sai che roba, carri armati Challenger 2. Cosa hanno di particolare Challenger 2? Sono dei carri armati obesi, nel senso che pesano 62 tonnellate in assetto di pace, arrivano a 72 e oltre tonnellate in assetto di guerra, cioè con le protezioni supplettive. Voi ve li immaginate in 2 giorni di pioggia che magari ci saranno questa primavera, come si ridurrà il terreno in Ucraina, e vedremo i nostri Challenger magari in quel periodo impegnati in un combattimento campale, bloccati sul terreno. A cosa vogliono arrivare con questa fornitura gli occidentali? Gli occidentali vogliono arrivare alla fornitura, al cambio di strategia militare sul terreno, e cioè trasformare nuovamente questa guerra da una guerra di posizioni a una guerra di movimento, perché hanno fatto una valutazione molto chiara dell'andamento del conflitto e proseguendo su questa strada l'Ucraina ha inevitabilmente perso la guerra e loro non potranno fare nulla per invertire questa tendenza, salvo entrare direttamente nel conflitto
con armate occidentali, e adesso arriveremo anche a questa opzione, che ci porterebbe inevitabilmente al rischio di un conflitto atomico. Ecco, il problema qual è? Ho parlato recentemente anche con il giornale, con il giornalista statunitense di New York, Andrew Spanhaus, e gli ho chiesto appunto se sia vero che nell'amministrazione americana ci sia una corrente di pensiero, io gli ho chiesto se era minoritaria, che ritenga che l'uso dell'arma atomica da parte della Russia non sia una opzione reale, che quindi loro possono continuare ad alzare l'asticella di questo conflitto senza correre mai il rischio, anche in caso di intervento diretto, che una guerra convenzionale si possa trasformare in un conflitto atomico. E lui mi ha risposto, è una persona molto dentro agli ambienti democratici dell'attuale amministrazione Biden, e mi ha risposto che non è una corrente minoritaria, ma è assolutamente la corrente maggioritaria di pensiero in questa amministrazione. E quindi loro continuano a inculcare nei nostri politici, nei nostri amministratori e anche nei nostri generali delle forze NATO l'idea che il rischio di un conflitto atomico sia in realtà un non rischio, cioè che in realtà non ci sia questo pericolo e che quindi si possa procedere tranquilli. Questo è per me, a mio giudizio, un folle azzardo, una folle scommessa sulla quale si giocano le nostre vite e sulla quale è impossibile ritenere sani di mente i nostri governanti. Detto, questa è l'opzione per me più folle che ci sia, eppure gli Stati Uniti che cosa stanno facendo? Stanno travasando, come, scusatemi il paragone, la merda nei tubi, le loro forze armate di primo piano, cioè le divisioni corazzate, dalla loro costa all'interno della nostra Europa. Perché? Perché vogliono fare della nostra Europa il campo di battaglia di una nuova grande guerra contro la Russia. La prima divisione corazzata, di cavalleria, scusatemi, è di fatto arrivata per intero nel continente europeo, c'è già la terza brigata, è arrivata di sicuro la seconda brigata in Olanda. Non so invece che cosa abbia scaricato di preciso la nave al porto della Danimarca, sospetto la prima brigata, perché i media non ne hanno parlato molto, è uscito qualche trafiletto legato ad alcuni siti di stampa legati alla portualità appunto del porto di Wislingen in Olanda, ma sul porto di Aarhus in Danimarca non ho trovato nulla sulla qualità e sulla specie di che cosa è stato scaricato da quella nave, la Independence, della logistica dell'esercito americano, mentre l'altra nave era la Leroy Mendonca. Ecco, in questo caso abbiamo saputo il carico, 1200 veicoli, 1200 tra carri armati, blindati, eccetera, 1200 sulla sola nave Mendonca. Non sappiamo sull'altrettanto grande Independence invece che cosa vi fosse. Resta ancora poi la terza, dunque questa era la prima, la seconda divisione. La seconda divisione è stata spostata invece dall'Oregon, dove era di sede, alla costa est degli Stati Uniti, prendendo il posto della prima divisione corazzata. Il che significa una cosa: è sulla costa est, pronta a essere trasferita anch'essa in Europa. In Europa è già presente anche tutta la divisione della 101esima aviotrasportata. La 82esima divisione aviotrasportata ha già trasferito invece in Germania 500 uomini, che non sono niente, ma sono il nucleo del comando, e cioè stanno predisponendo tutti gli strumenti per la gestione della divisione in trasferimento. E l'82esima c'è un piccolo contingente con sede a Vicenza, se ben mi ricordo. Il resto potrebbe arrivare nel giro di 2 o 3 giorni. E quindi potremmo avere 3-4 divisioni americane presenti sul suolo europeo.
il che ci porta a un contingente statunitense d'attacco di 170.000 soldati, più tutti gli eserciti europei. Ricordo che tra febbraio e marzo si terrà la chiamata alle armi, una mobilitazione della Polonia per 250.000 soldati, che ha già causato l'uscita dal paese di almeno 75.000 polacchi in età di richiamo, che non vogliono evidentemente essere chiamati e sbattuti magari al fronte. Loro giustificano la cosa come un aggiornamento, però i periodi legati alla vicina e presunta offensiva ucraina di primavera sono evidentemente coincidenti. Questo ci fa diventare sempre più pessimisti su che cosa abbiano realmente in mente gli americani per le nostre vite, ci fa temere sempre più il peggio per quanto riguarda l'esito di questo conflitto. Il fatto che l'Ucraina non riesca ad avere la meglio sulla Russia sta portando all'esasperazione l'Occidente, che si giocherà, temo, il tutto per tutto in un conflitto che non si sa che esito e che conseguenze possa avere poi sulla sua evoluzione. E questo per me oggi è tutto. Beh, non c'è male. Abbiamo sempre questo quadro ottimistico della situazione in cui c'è sempre comunque sia l'apocalisse all'orizzonte. Allora io volevo fornire Se volete un finale ottimistico lo posso inventare. No, non si inventa niente qui a Confine, ci mancherebbe altro. Facciamo sempre delle analisi molto realistiche. Infatti io porto sempre delle domande, anche perché voglio fare delle riflessioni su quello che dici puntualmente, perché ovviamente susciti sempre molte domande e anche molte riflessioni. Infatti io volevo iniziare un pochettino questo mio contributo a questa tua analisi, tanto per cominciare. Inizio un po' in maniera ironica. Vista la situazione che sta venendo a creare con gli Stati Uniti che stanno letteralmente svuotando i loro arsenali per cercare di sostenere lo sforzo bellico ucraino, con le conseguenze che stiamo vedendo tutti quanti, quindi conseguenze semplicemente di logorare in maniera inesorabile l'arsenale americano e quello della NATO in generale, perché stanno andando, come dici tu giustamente, a rischiare il fondo del barattolo. Io direi che se fossi nei panni del Presidente del Messico prenderei seriamente in considerazione l'idea di invadere gli Stati Uniti, perché vista la situazione in questo momento potrei anche avere la possibilità di riprendermi alcuni stati del sud degli Stati Uniti, vista la situazione. Se io, Presidente Obrador, ne approfitti, visto che ci siamo, faccio con una zampata e si ripiglia, non so, cosa ne so, la Florida, poi il Messico. Vorrei vedere se entrasse in un'alleanza con la Russia e la Cina, se avrebbero qualcosa da dire gli Stati Uniti. Esattamente, ne approfitti, si ripiglia il Nuovo Messico, il Nevada, tutti stati che erano stati invasi dagli Stati Uniti, tra le altre cose. Esattamente, il Texas magari voleva andarsene per cavoli suoi, magari per conto suo, quindi potrebbe anche cogliere la palla al basso. Il Texas era il Donetsk del Messico. Esattamente, quindi tanto vale, ne approfitti, Presidente Obrador, è il momento buono, come io dico così, a parte la battuta. Comunque io vedo analizzo, perché comunque seguo comunque la vicenda, non certo con la tua attenzione, però cerco comunque di farmi un'idea. Noto comunque che c'è un effetto, questa cosa lo sta producendo, a parte l'enorme sforzo economico che sta portando al collasso diverse economie occidentali, come la nostra, per esempio la nostra italiana, che già era messa bene, tra virgolette, quindi se stiamo andando veramente, come si può dire, a ramengo. Sì, ma poi sta provocando... A proposito di industria, prego. La sostituzione della nostra capacità bellica con armamenti americani implica la sostituzione della nostra industria bellica con quella americana, perché loro diranno: guardate, voi non avete carri armati a sufficienza per affrontare la Russia, ma ce li ho pronti io, ve li vendo, ne sono 7-8 mila che ho d'avanzo, ve li mando giù in settimana, no? Esatto. Voi me li pagate, poi iniziamo un tot al chilo, e poi iniziamo però con i contratti di manutenzione, che sono quelli il vero boccone, perché poi vincoli di fatto per decenni il tuo bilancio a pagare la manutenzione e le forniture di aggiornamento dei sistemi d'arma all'esercito e all'industria americana, pardon il lapsus, che erano legate all'industria americana. E quindi questo è un ulteriore passo degli americani nel sostituire l'economia europea con la loro,
teniamo presente una cosa, che con le forniture energetiche loro hanno già guadagnato enormemente rispetto a quello che prendevano prima dall'Europa. Hanno migliorato il loro NIP negativo, la loro bilancia dai 20.000 miliardi in cui erano fino al gennaio del 2022, al gennaio 2023 probabilmente saranno 4.000 miliardi sotto quella cifra, quindi intorno ai 16.000, 15.000 e qualcosa miliardi di NIP negativo. Quindi loro investendo 120-130 miliardi di armamenti e golpe in questi anni all'Ucraina hanno guadagnato 4.000 miliardi sulla bilancia di pagamento, e continua così il trend, vogliono intensificarlo. Naturalmente in una bilancia di pagamento come queste c'è chi guadagna, gli Stati Uniti, e c'è chi perde, tutta l'Europa. Ovviamente. Ecco il problema. C'era però anche un altro risvolto che però approfondiremo anche col contributo di Giuseppe Masala, che sarà magari un nostro ospite, perché Giuseppe probabilmente potrà avere voce in capitolo. Gli americani non riescono più a vendere, gli americani non riescono più a vendere il loro debito all'estero, stanno in giro col cappello in mano, ma il mondo sta iniziando a scaricare il dollaro USA e difficilmente compra una quantità di titoli di Stato USA, il debito USA accettabile per poter aiutare gli americani a mantenere comunque sì, il loro debito stabile. Quindi anche il mondo bene o male se li sta mandando a quel paese in maniera più o meno organizzata, perché già tutti i paesi, un terzo del mondo, 2/3 del mondo sta iniziando a capire, sta capendo in maniera fondamentale che si può fare a meno degli Stati Uniti dal punto di vista economico, quindi anche da quel punto di vista non sono proprio messi bene. Cosa gli resta? La vendita di armi. Giustamente hai detto tu, vendere armi il più possibile, e quindi finché c'è guerra c'è speranza. Il problema è che ovviamente la guerra porta a logorio economico, sociale, civile, come tu hai evidenziato nel caso della Germania. Quindi, domanda fondamentale, arriverà prima la guerra nucleare o la gente con le balle girate e le tasche vuote? Questo è un interessante dilemma. Quindi cosa scoppierà prima? Guarda, la guerra nucleare... Una bomba atomica o le balle? Sicuramente se deve arrivare prima, arriverà prima la guerra nucleare, perché se deve arrivare, arriva entro qualche mese. Mentre il giramento di balle, l'impoverimento progressivo richiede qualche anno in più, perché appunto è progressivo. La gente, prima di accorgersi che la situazione non muterà in meglio, si sarà magari già indebitata abbastanza per sostenere un tenore di vita che non è più nostro. Vedi bene come sui media continuino a proporci modelli di neoschiavitù, di neosfruttamento del personale dipendente, dal povero pagliaccio che pedala 50 km per fare delle consegne di pizza o calamari, alla sfigata che dice di fare in treno tutti i giorni da Napoli a Milano. Ma chi è il pazzo che fa una cosa simile? Ma stiamo scherzando? Chiaro, un folle. È chiaramente una finzione mediatica questa, per dire che dovete imparare a spostarvi, no, e accettare i trasferimenti scusate il termine, in culo ai lupi, sì, esatto, per un posto di lavoro sottopagato che non vi permette nemmeno di pagare l'affitto della casa che vi tocca prendere, perché dovete prenderlo, eppure dovete star zitti, muti, rassegnati, e non chiedete un aumento di stipendio, per carità, perché sennò fate il gioco di Putin. Ecco perché è giusto che aumentino tutti i prezzi dei generi alimentari, l'olio, il sale, lo zucchero, il latte oltre i 2 euro, il latte fresco oltre i 2 euro, cose da pazzi, da pazzi, il burro, tutte le cose che noi usiamo quotidianamente per mangiare, il pollo che è aumentato anche quello enormemente di prezzo, tutte le cose che noi prendiamo normalmente stanno aumentando ogni settimana. Si va al supermercato a fare la spesa e dici: cazzo, la settimana scorsa veniva al 20% in meno. Io ho visto una latta di olio che prendevo di tanto in tanto da 3 litri, costava 13,50 €. 6 mesi fa l'ho trovata adesso 22,90 €. Fatevi il conto di quanto è aumentato e di quanto dovrebbe aumentare in proporzione il mio stipendio per star dietro a questo aumento, o il vostro stipendio per star dietro a questi aumenti. E quanto è aumentato invece il vostro stipendio dall'anno scorso a quest'anno? Ve lo dico io: niente.
Niente, perché Zero. sono anni che ogni piccolo aumento contrattuale viene mangiato dall'aumento della tassazione regionale, comunale, delle varie bollette, via dicendo. Quelle sì aumentano regolarmente, ma il resto no. L'altro giorno sono andato a prendere la focaccia, che da noi in Alessandria esiste anche quella dolce, mi perdonino gli eventuali amici ascoltatori della Liguria, la focaccia dolce, che è una specialità alessandrina, Beh, nata appunto in Alessandria e mm, poi diffusasi in giro. Il pezzo, che veniva venduto a €1, mi fa: Stefano, abbi pazienza, l'ho dovuto aumentare di 50 centesimi. Io la guardo e faccio: al chilo? no, E la lei mi fa: fetta. no, purtroppo il pezzo. E io ho Mi- detto: vabbè, lascia. pazienza, cioè il 50% di aumento. Gli ho detto: guarda, io ti avrei consigliato di ridurre la dimensione dei pezzi per venderne di più, ma sempre a €1, per dar quest'idea, no? Che in realtà non si è aumentato niente. È un po' come quello che va a fare la benzina e dice: oh, io me ne frego degli aumenti di benzina, perché tanto metto sempre 40 € dentro. Vabbè, grazie al cacchio, come si suol dire, no? Vabbè. Vabbè, che siamo sempre gli discorsi di... vabbè, siamo sempre Sì. lì, insomma, E anche lì quindi temo l'intelligenza umana. purtroppo, quindi Gabriele, temo purtroppo che la nostra prospettiva più a breve termine sia l'escalation militare. Vedremo entro i prossimi mesi quale sarà la piega che prenderà questo risvolto, nel senso che una volta fallita la terza ricostruzione dell'esercito ucraino per lanciare un'ennesima offensiva nella quale presumo, non essendo cambiato nulla rispetto a prima, che si schianterà nuovamente contro le difese russe, che esauriranno nel giro di breve poi anche questa ennesima fornitura. A quel punto vedremo quali saranno le scelte e le opzioni che resteranno agli occidentali. La NATO che attacca un gruppo di paesi volenterosi, Polonia, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, che attaccano direttamente invadendo il paese, compresa la Bielorussia, da ovest. L'eventuale escalation nucleare conseguente, non lo so, vedremo che cosa accadrà. Comunque non prevedo per ora nulla di buono, perché non c'è assolutamente la volontà di accettare la sconfitta e quindi garantire alla Russia le necessarie e giuste, dovute garanzie di neutralità del territorio ucraino, la smilitarizzazione quindi totale dell'Ucraina e il riconoscimento di tutti i territori occupati dai russi come territorio russo, che credo siano le condizioni minime richieste oggi dalla Russia per accettare un accordo che però è minato alla fonte da un problema, e cioè che l'Occidente ha ammesso candidamente di aver sottoscritto degli accordi di pace a Minsk che in realtà non intendeva rispettare. Quindi la Russia chiederà garanzie inequivocabili e molto più precise, pesanti, da diciamo non realizzare per questa eventualità. A causa di questa opzione voluta dagli Stati europei, che hanno di fatto minato la credibilità occidentale agli occhi della Russia. La Russia non si accontenterà di garanzie verbali o scritte, vorrà un'applicazione pratica e integrale della smilitarizzazione prima di accettare di sottoscrivere qualunque accordo. In più potrebbe avere ulteriori rivendicazioni territoriali per completare la messa in sicurezza dei territori a maggioranza russofona, e quindi un'altra fetta di Ucraina che va via, compresa Odessa, e, e questo solamente per partire a discutere. È Il che chiaro sembra anche che, legittimo, è anche è, legittimo una cosa è- del è genere. chiaro che gli atti dell'Occidente che hanno distrutto la propria credibilità peseranno per decenni sugli accordi con qualunque paese. Prima dicevi che il dollaro
sta subendo un abbandono da parte di molti paesi. Questo è molto vero, in particolar modo nei rapporti commerciali in tutto il mondo viene abbandonato come valuta di riferimento. Questo sta portando a un decadimento progressivo del dollaro sui mercati internazionali, un valore sostenuto dalla Banca Centrale americana con l'innalzamento dei tassi, perché al loro interno hanno anche una certa svalutazione dovuta a un eccesso di domanda. Da noi invece l'inflazione è dovuta a un aumento dei costi delle materie prime e delle energie, quindi hanno una ragione di essere totalmente diversa, la cui risposta della Banca Centrale Europea è totalmente errata, perché un innalzamento parallelo del costo del denaro da noi porta a un ulteriore aggravio e impoverimento delle persone a fronte invece di generi di prima necessità che comunque non scenderanno di prezzo, quindi manterranno. Poi una volta che si sarà stabilizzato questo prezzo aumentato, è chiaro che diranno l'inflazione sta scendendo, e grazie, ormai sono aumentati a un prezzo tale che calano addirittura gli acquisti, ma non scendono di prezzo. Cioè, quando ci diranno l'inflazione sta scendendo, ci indicheranno solamente che sta calando l'aumento, ma non che scenderanno i prezzi, perché i prezzi non scenderanno più da come sono adesso. Dovremo lottare noi per vedere aumentare gli stipendi, per essere adeguati e conservare un tenore di vita accettabile. Ma questo non ce lo consentiranno. Vedete bene quanto spazio abbiano sui media le proteste di massa che ci sono in Francia contro l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Badate bene che da noi è 67/68 anni l'età per arrivare in pensione, e da noi di manifestazioni non ne ha fatte nessuno, perché i sindacati da noi sono, permettetemi il termine, potremmo dire venduti, no? Perché quando c'è stato da fare le manifestazioni per l'articolo 18, cioè salvaguardare i diritti dei lavoratori, esatto. le stiamo ancora aspettando adesso. Quando c'è stata quando c'è stata la riforma della legge Fornero, nessuno ha organizzato manifestazioni di massa per impedire questo scempio dei nostri diritti. Eppure in Francia lo fanno e in altri paesi protestano, ma quanto spazio hanno sui nostri media? Zero. Ci stanno imbelinando il cervello parlandoci dei covi di Totò Riina, ma grazie, dopo 30 anni scopre che aveva gli appartamenti affittati in centro a Palermo, e adesso che ti dicono dove sono li trovi, ma fino a quando, per 30 anni non hai mai visto niente, fino a che non è stato ammalato e si è consegnato evidentemente alle forze dell'ordine Matteo Messina Denaro, no? Adesso noi non abbiamo mai saputo di fatto che cosa facessero i nostri investigatori per 30 anni. Teoricamente gli hanno dato la caccia per 30 anni a Matteo Messina Denaro, però solo adesso che che si è fatto arrestare evidentemente perché è ammalato anche gravemente di tumore, cioè una persona ammalata si consegna alle forze dell'ordine. Io credo che sia una versione molto più credibile che non quella di una lunga e laboriosa indagine che ha portato al suo arresto. Ecco. È ovvio, più che ovvio. Fa parte di quel retroscena del potere delle relazioni tra lo Stato e le sue parti deviate, come ad esempio la criminalità organizzata, che è sempre esistito, e specialmente nella storia del nostro paese ha fatto delle cose incredibili, ha modificato la storia del nostro paese, come di altri paesi. Per questo che ti dico che c'è sempre comunque quella sfumatura, diciamo così, sotterranea nei rapporti tra le varie forme di potere che può cambiare il corso degli eventi, per cui ogni volta che parliamo di scenari in evoluzione bisogna sempre tenere presente questo fattore che è assolutamente influente, anche se non lo conosciamo del tutto. È per questo che ti dico che secondo me, anche se secondo te pecco di ottimismo, secondo me la guerra nucleare non scoppierà mai, per il semplice fatto che il potere non divora mai se stesso. La guerra nucleare significa fine dei giochi. Croce sopra, belli miei, è stato bello conoscervi, polvere tutti quanti. Ma è ovvio che il potere non può divorare se stesso. Il potere lotta sempre con se stesso, quindi potere di diverso tipo sono sempre in conflitto tra loro. Questo conflitto, per quanto possa essere brutto per certi versi, per certi altri è per certi versi anche fecondo, perché crea degli spazi di manovra che possono cambiare la storia. Infatti, come giustamente hai detto tu all'inizio della tua analisi, stiamo vivendo un periodo storico importante, il crollo dell'egemonia occidentale. Questo crollo come avverrà?
avverrà in maniera, diciamo così, articolata, come è avvenuto il cambiamento di molte altre civiltà, o avverrà in modo traumatico? Questo è No, interessante. arriverà in modo traumatico. Ma può arrivare anche in modo articolato. Non tutte le fini delle civiltà sono state traumatiche. Alcune civiltà, oppure una misto delle due cose. Alcuni cambiamenti sono stati traumatici, altri cambiamenti sono stati, diciamo così, articolati. Dipende sempre dai fattori in gioco. È sempre una cosa molto particolare. La storia non è mai, diciamo così, caratterizzata da avvenimenti monolitici. Ci sono sempre delle sfumature. Come giustamente hai detto tu, quando l'impero romano è finito sì a causa anche delle invasioni barbariche, ma anche e soprattutto per causa di cambiamenti politici, sociali, culturali, che hanno determinato questo tipo di cambiamento. Perché in effetti non è che l'Italia sta facendo storia medievale, questo non c'entra più niente con confini come in cosa, diventando una fonte di storia medievale. È avvenuto anche per il fatto che semplicemente quando sono arrivate determinate influenze, il popolo, cioè i romani, sono assimilati, sono accomunati, hanno avuto, diciamo così, un processo di accomunamento e siamo diventati un'altra cosa. Ma non è che c'è stato di esistere il mondo così come lo conoscevamo. Così l'hanno valutato gli storici, che poi hanno analizzato questi fenomeni. Però le persone che vivevano quel periodo hanno fatto in modo di cambiare, di adattarsi, e quindi si è diventati un'altra cosa. E anche questo, per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo, alla fine dell'egemonia occidentale, porterà a un mondo con un assetto differente, profondamente differente, un mondo con diverse realtà, con diversi poli di potere. E questa secondo me è l'evoluzione più probabile che avverrà in questo periodo della storia. Quindi chi ha interesse a distruggere il mondo quando il mondo può diventare un'altra cosa? Questa è una domanda fondamentale. Sì. Come ti senti di rispondere a questa domanda? Guarda, noi vivremo un periodo di cambiamenti sicuramente dei nostri costumi, della nostra stile di vita. Eravamo regioni povere, torneremo probabilmente ad essere molto più povere di quello che eravamo. Noi non abbiamo risorse con cui mantenere il nostro stile di vita, e queste risorse ce le hanno invece altri paesi che adesso hanno migliorato molto e continuano a migliorare molto il loro stile di vita. Prendiamo ad esempio il caso della Cina. La Cina ha investito tantissimo sull'aumento del tenore di vita della sua popolazione, sui redditi ai quali ormai accedono pari ai nostri centinaia di milioni di cinesi, e hanno investito quindi sulla crescita e la creazione di un mercato interno forte che sostenga la loro economia. Tutto il discorso inverso l'hanno fatto i nostri governanti, in preda a una fregola neoliberista e globalista. Hanno spostato per pochi guadagni e temporanei guadagni tutte le industrie dove la manodopera costava assolutamente di meno, puntando quindi all'impoverimento delle classi meno agiate, le classi popolari, le classi proletarie vere e proprie, o alla distruzione stessa del proletariato, deindustrializzando i paesi industrializzati e spostando tutte le imprese di produzione dove la manodopera costava poco di meno, i diritti non erano esistenti, il che ha impoverito enormemente il mercato interno. Prendiamo ad esempio le misure scelte da Monti. Monti scelse la strada facile: anziché far crescere l'economia italiana aumentando l'industrializzazione, le esportazioni, l'innovazione interna, pagando chiaramente anche di più la manodopera, però puntando su una crescita del paese che era invisa alle altre potenze europee, ha scelto la strada facile, cioè per riportare in positivo la bilancia dei pagamenti tra importazioni e esportazioni, scelse di distruggere il mercato interno, impoverendo le persone, aumentando enormemente le tasse e il costo della vita, e contenendo in assoluto gli aumenti salariali, aumentando molto la precarietà dei lavoratori e quindi abbassando la propensione all'investimento e la capacità di risparmio. E queste sono scelte che poi alla lunga si pagano, e le stiamo pagando tutte, perché erano tutte scelte sbagliate. C'era chi, come me, come tanti,
protestavano contro queste scelte disumane oltre che sbagliate, eppure non eravamo ascoltati. Altro scenario, ad esempio, la globalizzazione. La globalizzazione, ora come ora, i nostri politici tranquillamente dicono, che per anni ci hanno detto che no, non possiamo combattere e pensare di mantenere i nostri diritti, che in realtà sono dei privilegi, perché all'estero, no, in Cina dove si produce, ecco, vedete, voi avete la concorrenza dei dipendenti cinesi, degli operai cinesi che lavorano per un tozzo di pane senza interessi. Ecco, questa era la globalizzazione che ci imponevano, e quindi anche noi dovevamo diventare cinesi e lavorare per un tozzo di pane senza diritti. Ecco, in questo ci hanno trasformati, perdendo sia la partita della globalizzazione, perché in Cina non seguivano quelle politiche, attiravano le industrie occidentali ma poi investivano sulla crescita economica del paese, quindi l'aumento delle retribuzioni e la creazione di una propria industria e di un'innovazione tecnologica propria, mentre i nostri badavano al guadagno rapido e immediato, e questa era la loro globalizzazione. La globalizzazione che volevano era una standardizzazione dell'assenza di diritti dei lavoratori in tutto il mondo e l'industria che rimaneva esclusivamente nelle loro mani, e quindi tutti i guadagni nelle mani di pochi e solamente occidentali. Questa globalizzazione per loro sarebbe stata perfetta, non è andata così, adesso ci dicono dobbiamo chiuderci, la globalizzazione è finita, quindi noi dobbiamo semplicemente raccoglierci in un asse euroatlantico, no? E quindi USA ed Europa uniti, che devono far fronte alle nuove minacce esterne. Le nuove minacce esterne sono 7 miliardi di persone, che noi siamo il miliardo d'oro, come ci definiscono Borrell, Stoltenberg, eccetera, il miliardo d'oro. Il resto del mondo, Stoltenberg del resto nome nomen. Esatto, nome. Il resto del mondo invece per loro non conta, è quella giungla, come disse Borrell, ve lo ricordate, una giungla di disordine, di caos che vogliono far arrivare anche da noi. Questa è la loro visione, che è molto razzista, coloniale del resto del mondo, un mondo che o è asservito a questa nostra elite di deficienti, che in questo sono veramente elitari, oppure non può esistere. Questa visione che mi terrorizza, il fatto che l'après-moi le déluge, no? Dopo di me il diluvio, che muoia Sansone con tutti i filistei, che mi sembra che questa sindrome che stia coinvolgendo sempre più le elite. Va bene. Si fa per dire elite. Si fa per dire i governi Esatto. occidentali, in questo delirio che sta via via cogliendo le loro anime malate, e ci sta portando al disastro. Sì, ma infatti il discorso è che è molto pregnante. Infatti, in base al discorso che hai fatto, hai centrato esattamente il contesto, hai inquadrato il contesto. Siamo 7 contro 1. Ok? Allora, il problema è che sono 7 miliardi di persone contro 1. Anche volendo essere proprio pessimisti, c'è un equilibrio di potere che ormai è sbilanciatissimo. Per cui quei 7 miliardi, che comunque sono rappresentati da delle elite, perché non esistono solo le elite. Vogliamo chiamare il carrozzone occidentale, ok? Che forse è molto più. Il carrozzone occidentale, ok? Che ormai è sgangherato, deve fare i conti con una carovana enorme di persone che sono rappresentate anche dalle elite economiche, culturali, di pensiero enorme, sproporzionato. Per cui il confronto è umiliante per questa carrozza sgangherata che è l'Occidente. Per cui il discorso è bello. Che vuoi fare? Avanti. Fai vedere quanto sei violento, quanto può arrivare la violenza di questo carrozzone sgangherato. È ovvio che anche psicologicamente c'è un divario enorme, abbiamo un'enorme quantità di persone, di cultura anche, di elite culturali che hanno una determinazione nell'agire che non ce la possiamo sognare. Hai citato i cinesi, la cultura russa, la cultura orientale, la cultura di tutto questo mondo che ha una capacità di adattamento, una capacità di sviluppo che non ce la possiamo sognare ormai. Quindi come può un potere sgangherato come quello occidentale riuscire a distruggere, eliminare questo enorme quantitativo di
potere economico, culturale, sociale, cioè loro potrebbero risorgere in 6 mesi, noi saremmo finiti. Per cui questo concetto, diciamo così, dopo di ben diluvio, no? Sì. Secondo me funziona sino a un certo punto, è un terrore che può attecchire fino a un certo punto, anche perché, come dicevo prima, questo potere si esprime in forme che noi magari non possiamo vedere in maniera esplicita, sono forme di potere che possono anche essere esercitate in maniera anche occulta, segreta, indiretta. Se ci hai fatto caso, tutti quelli che ci seguono ci hanno fatto sicuramente caso che dopo che Putin ha pronunciato quel famoso discorso in cui parlava della decadenza e della fragilità delle elite politiche occidentali, dopo un po' casualmente è iniziata a catena di scandali e di dimissioni di vari potentati politici occidentali che agli occhi miei e non solo miei non è puramente un caso, cioè il potere politico occidentale veramente va in pezzi di fronte a quella che è una sfida culturale, una sfida, diciamo così, ai massimi sistemi. E quindi questo genere di frantumazione non può portare a una risposta così violenta, così granitica come può essere una guerra totale. E questo è quello che io di cui sono convinto, per il semplice fatto che osservo i fatti per come si verificano. Cioè si dimettono i ministri a catena. C'è stato uno scandalo da poco in Europa per mazzette varie che sta mandando in frantumi l'elite politica occidentale, cioè, o europea. No, ma fanno spallucce. Sì, per non parlare poi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti poi l'altro fronte in cui a livello interno stanno accadendo tante di quelle cose che stanno mandando a puttane, scusate il termine brutale, la credibilità, qualora ce ne fosse mai stata, politica dell'amministrazione in carica. Amministrazione che comunque sia, come giustamente detto, non è governata dal Presidente, ma lo hai osservato anche tu, ma da alcuni potentati del Deep State che in questo momento cercano di disfare la politica estera americana, ma larga parte dell'opinione pubblica americana, e non solo, ma anche del potere economico e politico, non è proprio favorevole a un'escalation del conflitto, perché escalation significa profitti bye bye, potere bye bye, capacità di poter eventualmente continuare a percepire utili addio, cioè non è che sia conveniente. Ma non hanno altra scelta. E questo è il problema. Quando ti infili in un cul-de-sac, sì, no? Le tue opzioni sono estremamente limitate. È vero. Cioè tu non puoi decidere, se tu decidi di tornare indietro, sei tagliato fuori, nel senso hai perso, sei quello che perde. Agli occhi di tutto il mondo sei stato sconfitto, la tua credibilità è zero. Se tu non faresti altro che accelerare la decadenza, l'abbandono del dollaro, l'abbandono della credibilità europea, tutto decadrebbe in un attimo. E il dollaro sprofonderebbe nell'abisso in cui si è cacciato, stampando, perché tutti si accorgerebbero che il dollaro non vale nulla. Perché la potenza del dollaro è basata sulla potenza militare degli Stati Uniti. Certo, se questa potenza militare non esiste, perché di fatto gli Stati Uniti stanno dimostrando che non sono in grado di sconfiggere la Russia, almeno fino adesso, e hanno perso in Afghanistan, si sono ritirati dall'Iraq, sono stati sconfitti in Siria. Se vengono sconfitti anche in Europa, con tutta la NATO, da un solo paese, qui ci sono 50 paesi che stanno combattendo contro la Russia e forniscono tutto quello che possono fornire. Oltre non c'è. È vero, ci sono 50 paesi che stanno fornendo armi e sostegno alla Russia, ce ne sono. Non solo armi, anche istruttori, sostegno, intelligence, sì. pianificazione militare, tutto. Certo, ovviamente. Software, logistica, qualunque cosa pur di sconfiggere la Russia. La Russia da sola sta non solo resistendo, ne sta avendo ragione. Esatto, è proprio il discorso, perché non soltanto la Russia è un paese, come dicevamo prima, dinamico, determinato, con una cultura proprio non solo nazionale, ma anche una cultura della lotta, del sacrificio che è enorme. Adattarsi, esattamente, ed è anche sostenuta da paesi che hanno quella visione del mondo. Come dicevo prima, un mondo che si sta... Ma è sostenuta relativamente, nel senso che questi paesi non hanno messo in essere una mobilitazione come sta facendo l'Occidente per l'Ucraina. Ma se un domani dovessero farlo, no?
Che speranza avrebbe secondo voi la NATO se si dovesse confrontare con una potenza industriale e una capacità di produzione come quella cinese? Ecco, che fino adesso la Cina, rendiamoci conto, non ha mai investito molto del suo PIL in armamenti. No, è vero, è vero. Lo sta iniziando a fare adesso. Tra 10 anni la Cina avrà una potenza militare superiore a quella numerica proprio anche di qualità migliore rispetto agli Stati Uniti. Perché? Perché sta avendo addirittura il controllo dell'innovazione tecnologica anche legata all'intelligenza artificiale. Questo sta portando un aumento esponenziale della sua capacità di innovazione. La Cina ha fatto progettare la sua arma ipersonica all'intelligenza artificiale. Dici niente. È stato il computer dotato di intelligenza artificiale che ha progettato il suo missile ipersonico, il suo vettore ipersonico, che ha anche una capacità. Riesce, a quanto capito, il suo aliante ipersonico che è simile a un analogo modello russo, a sganciare diversi congegni lungo il suo percorso. Quindi è un principio fisico che addirittura gli americani ritenevano impossibile, eppure ci stanno riuscendo loro. C'è stata molta segretezza, ma pian piano poi sono emersi dei particolari su questo esperimento che avevano compiuto i cinesi. E l'aspetto particolare è appunto questo, che nel percorso sembra che il loro aliante ipersonico porti più testate da sganciare su diversi obiettivi, che è un ulteriore dramma per le difese missilistiche statunitensi. Perché la particolarità di un aliante ipersonico è quella di creare, volando negli strati alti dell'atmosfera, ma sempre all'interno dell'atmosfera, perché manovra, oltretutto, un plasma energetico davanti a sé che assorbe le onde radio e quindi non permette il rilevamento radar di questa testata in avvicinamento. Questo la rende estremamente furtiva e non intercettabile da parte delle difese, il fatto che non si rilevi. Ecco qual è il problema. I russi lo hanno sviluppato per tempo, prima degli altri, i cinesi stanno andando dietro di loro, gli Stati Uniti non ce l'hanno ancora. Questa è la verità. Sì, ma infatti vedi che alla fine confermiamo sempre questo punto di vista, c'è un tale dinamismo tecnologico e culturale che è talmente potente, veloce, che sta creando il mondo di domani. Quindi come possono questi con la pura brutalità riuscire a sconfiggere questo genere di dinamismo, di potenza? Perché anche se dovessero reagire in maniera strategica violenta con l'uso dell'arma nucleare contro la Russia, si ritroverebbero poi la Cina da affrontare, quindi non puoi liquidare la questione. Allora, il problema è appunto quello. La guerra che stanno combattendo la NATO contro la Russia non è una guerra contro la Russia, in realtà, ma è una guerra contro le forniture di materie prime alla Cina. Perché sconfiggendo la Russia, la Cina verrebbe privata delle fonti di approvvigionamento energetiche da un lato e di materie prime dall'altro. E lo strumento per strangolare la Cina e impedirne l'ulteriore sviluppo passa necessariamente per gli Stati Uniti dalla sconfitta militare della Russia. Ecco perché si giocano il tutto per tutto. Ed ecco perché la Cina non scenderà mai a patti con gli Stati Uniti isolando la Russia, ma anzi, un domani, dovendola eventualmente vedere in difficoltà, interverrebbe lei in prima persona in suo sostegno, con la fornitura di tutto quanto può aver bisogno la Russia per proseguire e vincere la guerra. Senza dubbio, però vedi che alla fine l'elemento è sempre, stiamo parlando di elementi strategici, quindi finemente strategici, e li stiamo contrapponendo a degli elementi psicologici.
è molto particolare come situazione. Da una parte abbiamo una strategia globale del polo alternativo del mondo multipolare che si sta sviluppando in maniera molto razionale, solida e puntuale, e con una strategia di lungimiranza, una visione a lungo termine, una visione del mondo che proprio è ben costruita e ben strutturata. Dall'altra parte abbiamo la pura psicologia, la pura emotività, ecco. Quindi la tentazione brutale di utilizzare semplicemente la rabbia per porre fine a un conflitto. Sono due forze particolari, ecco. Quindi non possiamo pensare, cioè possiamo temere, ma dobbiamo poi anche analizzare queste cose. L'emotività non la puoi controllare, la strategia sì. Quindi la domanda è sempre la stessa: quale delle due forze avrà il sopravvento? Quindi è un equilibrio, è una sorta di parità a scacchi, ecco. Sì. Pronto? Sì, ti vedo. No, stavo pensando appunto a quello che dicevi. Sì, è una partita a scacchi, è una partita a scacchi in cui purtroppo le pedine siamo noi e sono i nostri governi manovrati come degli automi e delle pedine appunto di una scacchiera dagli Stati Uniti. Senza dubbio, però io sono moderatamente ottimista perché so che i migliori scacchisti del mondo sono russi, per cui io non mi sto preoccupando più di tanto. No, quello sì, ma per carità, il problema è che noi quando finiamo sotto scaccomatto, allora magari ci accorgiamo delle minchiate che hanno fatto, ma c'è ancora tanta gente che è convinta che i russi siano i cattivi, noi i buoni, dividono in maniera manichea il mondo, mentre in realtà la situazione del mondo reale è un'altra. La NATO c'è ancora qualche imbecille che dice la NATO è un'alleanza difensiva. Sì, vabbè. Ti giuro, ma c'è ancora qualcheduno che cerebro leso e lo pensa. È veramente imbarazzante, vabbè. Che vuoi che ti dica? Potremmo fare altri esempi di carattere cognitivo su persone che pensano, percettivo, di persone che pensano che magari certe cose vanno per forza bene come andavano nel periodo della guerra fredda. Potremmo anche fare altri esempi spostandoci in altri versanti del sapere umano, ma comunque è un'ora e mezza, diciamo, di trasmissione oggi che è anche molto appassionante, per cui io ti chiederei il favore, se possibile, di ritagliarci un altro spazio più avanti per poter parlare di Sud America, Brasile e queste persone, perché il resto del mondo, volentieri. Certo, abbiamo lasciato perdere il resto del mondo, ma è giusto che si parli anche del resto del mondo, perché in effetti ne sono successe anche nel resto del mondo e bisogna parlarne un pochettino, perché anche lì il discorso è appassionante. Comunque, per adesso devo ringraziare ancora una volta il grande Stefano Orsi per questa bella puntata, un'ora e mezza di discussione appassionante sulla strategia e sui massimi sistemi anche del mondo, da un punto di vista, diciamo così, dell'analisi dei processi che portano la storia a compiersi, quindi anche molto bello da un punto di vista filosofico, se vogliamo. Quindi grazie mille per questa bella puntata, che dire, continua l'avventura dei confini Comic Con, e quindi ci rivediamo sentiamo alla prossima per parlare quindi anche di altri argomenti. Nel frattempo continuate a seguirci, siamo stati un po' silenti in questo periodo, ma continuate perché noi non molliamo, l'ascolto live non molla, e comunque c'è sempre il canale di Stefano Orsi che sta crescendo, abbiamo anche e poi le sue collaborazioni con il Vaso di Pandora e con altri canali della libera informazione, e quindi continuate a seguire in ogni caso questi canali. Intanto seguite l'ascolto live che male non fa. Continuate a seguirci sulla piattaforma audio di Spreaker, sul nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina di Facebook con link sempre in aggiornamento. Grazie mille Stefano Orsi. Grazie a tutti, arrivederci. Confini Comic Con, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.